Amici della Sardegna, amici dei custodi della memoria, quando si viene in questi posti, la prima cosa che si pensa è: sono venuto in paradiso, sono arrivato in paradiso. In realtà ci troviamo solamente a Bosa, e quella in controluce è la Torre Argentina, un qualcosa che è stato costruito nel 1578 circa. In questo posto geologicamente straordinario si sente ancora il rumore degli eoni, il rumore dei milioni di anni che hanno costruito questo straordinario paesaggio incredibilmente aspro, ma è una meraviglia, ragazzi, è una meraviglia. Ma vi ho portato qui piano piano, è un sentiero facilissimo. Io sono a mezzo servizio, anzi a un quarto di servizio. Sono un po' infortunato, ma questo non vi deve fregare. In tanti vengono qua per godere di questi panorami straordinari, ma io penso che in pochissimi, e anzi quasi nessuno, forse si contano tra le dita della mano sinistra o destra, scegliete voi. Ecco, pochissimi sono venuti nella Domus de Janas di Torre Argentina, località Bosa. Una bellissima Domus de Janas che ha una cappella che adesso vi facciamo vedere all'ingresso. Purtroppo non è rimasto granché, ma quello che è rimasto è straordinario. Io faccio piano piano, non preoccupatemi. Passo adesso la telecamera a Omar, perché io fin qua da qui non posso poi scavalcare per motivi fisici. Ecco, adesso Monica ci aiuta a entrare nella Domus de Janas di Torre Argentina. Straordinaria, ragazzi, questa non la trovate da nessuna parte mappata, solo su Wikimapia. Eccoci qua, piano piano entriamo. Ci sono tanti di quei mescerini che dovete scappare appena entrate. Questo ingresso così piccolino io non lo so leggere, qualcuno mi deve aiutare, ma è pazzesco, ragazzi, è pazzesco. Adesso Monica conclude le immagini e noi ci lasciamo con questo panorama straordinario che è a pochi chilometri da Bosa, e questo posto ovviamente vi sta aspettando. Ciao a tutti, viva Bosa e viva la Sardegna!